Bene, buonasera, grazie di essere venuti. Alla mia destra il professor Cesare Chiosi, emerito di Evoluzione Stellare, Università di Padova, alla mia sinistra il professor De Felice, relatività, insomma, generale e non generale, Università di Padova. Io sono Benacchio, sono astrofisico e faccio qui la parte del moderatore. Abbiamo pensato di incominciare questo incontro un po' come quei gialli che si trovano ogni tanto nei treni, dove qualcuno poco simpatico scrive nella prima pagina: l'assassino è il maggiordomo. Infatti abbiamo mostrato questo filmato che è di quello, probabilmente molti di voi l'hanno seguito, è il successore del Letterman Show. Brian Greene è un collega molto brillante, anche molto brillante come divulgatore, come avete visto, e lo show è decisamente bello. Ovviamente sarebbe l'equivalente, non sto facendo una battutaccia, sarebbe l'equivalente del nostro porta a porta, cioè diciamo l'ammiraglia dei talk show. Poi fate voi le considerazioni che volete. Parla quindi a milioni di americani, quindi personalmente trovo molto bello il filmato, certamente c'è qualche piccola imprecisione che vedremo. Allora, che cosa sono queste onde gravitazionali? È stata veramente la scoperta del decennio, del secolo, del millennio, di quello che volete? È più importante il bosone di Higgs o le onde gravitazionali? Cosa è realmente successo? Cosa ci, virgolette, servono le onde gravitazionali, dato che per noi occidentali, disgraziatamente, fortunatamente e disgraziatamente, tutto deve servire a qualcosa. Sono gli interrogativi a cui cercheremo di dare risposta. Siccome ormai sono passate 5 settimane e se siete qui è molto probabile che abbiate già letto diversi articoli di giornale, scoperto che praticamente in ogni paese d'Italia c'è qualcuno che ha dato un contributo fondamentale alla scoperta delle onde gravitazionali che sono state scoperte in America. Allora, quello che proponiamo è che ci liberiamo tutti quanti da tutto quello che sappiamo, andiamo alla scoperta di questo per vedere se fra un'oretta abbiamo capito veramente, abbiamo, diciamo, fornito una risposta a questi interrogativi. Adesso passerei direttamente la parola al professor Cesare Chiosi. Grazie, buonasera, sono ben felice di essere qua e cercherò in maniera molto rapida di raccontare qualche cosa. Penso che dopo il filmato che abbiamo visto ci sia anche poco da aggiungere in maniera così, dal punto di vista didattico, efficiente e chiarificatrice. Comunque il compito mio è quello di in parte ripercorrere questa strada. Va bene, 100 anni fa Einstein fece la predizione nell'ambito della teoria della relatività generale dell'esistenza delle onde gravitazionali e puntualmente un secolo dopo il consorzio LIGO-Virgo, LIGO sono le due antenne negli Stati Uniti, una nello stato di Washington e l'altra nello stato non importa, verrà dopo, e la terza in Italia vicino a Pisa. Questo è l'annuncio, possiamo scorrere via. Lo strumento che è servito, è già stato presentato, è l'interferometro, cioè questa macchina prodigiosa che permette di misurare differenze di percorso così piccole come le dimensioni, e anche più piccole vedremo, di un atomo. Non dirò nulla circa il principio perché tutto sommato è già stato detto in cui funziona l'interferometro, però è grazie a questo, a questo strumento che la misura è stata possibile. Che cosa ha visto l'evento?
Allora, l'evento ha visto una perturbazione che è transitata attraverso le due antenne gravitazionali negli Stati Uniti, una ad Hanford, Washington e l'altra a Livingston in Louisiana, e nell'arco di tempo di 2/10 di secondo questa perturbazione ha cambiato la sua frequenza da circa 30 Hz all'inizio a 350 verso la fine. E la ricostruzione del significato di questa, raggiungendo una ampiezza della perturbazione al rivelatore dell'ordine, è una quantità adimensionale 10 alla meno 21, quindi un numero estremamente piccolo da misurare e da, diciamo, rivelare. Detto questo, il modello che sta dietro, la macchina che ha prodotto questa perturbazione, è già stato detto, sono due buchi neri in orbita uno attorno all'altro, i quali, diciamo in una scala di tempo relativamente breve, hanno emesso energia attraverso le onde gravitazionali, la loro separazione è diminuita nel tempo al punto tale che si sono fusi assieme e una volta fusi è quello che hanno, diciamo, emesso un suono che viene chiamato tecnicamente di ring down, cioè quel trillo finale in cui tutto era finito. Le velocità raggiunte dai due buchi neri in questo spiraleggiare uno attorno all'altro è un numero, diciamo, un valore confrontabile con la velocità della luce e questo avrà la sua importanza. Allora, questa è stata l'informazione. Che cosa si è estratto da questo? Allora, come funziona di due parole l'interferometro? Due bracci ortogonali di una certa lunghezza, fissata, 4 km in questo caso, vi viene misurata la quantità delta L funzione del tempo, che è data dalla differenza di quelle due cose che vedete qua giù sul puntatore, è funzione del tempo ed assegnata lunghezza dei due bracci. Questo oggetto viene chiamato uno strain gravitazionale. Se andiamo a misurare, a vedere quanto vale questo alla frequenza massima di 350 Hz, questo numero H, che è un delta L su L, quindi è adimensionale, è dell'ordine di 10 alla meno 21. Andando a calcolarlo effettivamente si vede che questa cosa è confrontabile con qualche millesimo del raggio di un protone. Detto questo, in pratica, diciamo, si commenta da solo. Allora, ho già detto che tutta questa diciamo, cosa suggerisce la presenza di due buchi neri e diciamo, dietro a questa macchina c'è anche un'ulteriore informazione che è simile a quella che noi abbiamo nel caso di una stella binaria, in cui viene introdotto il concetto di massa vibrante o massa, diciamo, relativa. Bene, ed è questa quantità qui, m uguale a m1 per m2 alla 3/5, eccetera, eccetera. I dati sperimentali ci permettono di avere una misura di questo m rotondo, m italico, e il quale a sua volta è dato dalla somma prodotto delle masse dei due buchi neri. Allora, questa massa normalizzata la quantità m tondo è dell'ordine di 30 volte la massa del Sole, la somma delle masse è dell'ordine di 70, i raggi di Schwarzschild, poi vediamo tra un attimo cosa vogliono dire, è dell'ordine di 210 km, e quello che mi sta dicendo questa informazione è che i due oggetti in orbita avevano circa 30 masse solari ciascuno. I due oggetti, due stelle di neutroni automaticamente sono escluse da questo ruolo perché hanno masse troppo piccole, hanno una massa intorno a diciamo, una massa solare, una volta e mezza. Quindi via le stelle di neutroni. Che cosa hanno estratto da questo esperimento, da questa misura? È che la massa dei due signori è una 36, l'altra 29 masse solari, che la massa del buco nero finale è 72 masse solari, quindi più piccola dei due componenti. Una parte di questa massa dove è andata? È andata nel segnale onde gravitazionali, è l'energia che ha pompato questa grande macchina che ha, diciamo, emesso onde gravitazionali in cui noi abbiamo ricevuto un infinitesimo della potenza emessa. Il momento angolare per unità di massa nel linguaggio relativistico del buco nero che si è formato, che ragionevolmente era in rotazione ovviamente, ed è un buco nero di Kerr, questo oggetto vale 0,67.
Dov'era questo oggetto, questa coppia di buchi neri? Alla distanza di 410 megaparsec. La Vergine, che è il masso di galassie più vicino, è 15 megaparsec. Quindi era ben lontano. Ci ha impiegato il segnale circa 1 miliardo di anni per arrivare fino a noi ed è stato diluito in maniera notevole. 10 alla meno 21 l'effetto sulla perturbazione. Quindi immaginate, lo dirò più avanti, quanta energia, lo dico anzi subito, l'ordine di grandezza dell'energia emessa è 10 alla 59 erg al secondo. Il Sole ne emette 10 alla 33 erg al secondo, quindi è un fattore, diciamo, 20, 6 volte maggiore. 10 alla 26, scusate, volte maggiore. Il redshift a cui ciò è avvenuto è dell'ordine di 1/10. Allora, questo possiamo aggiungere qualcos'altro? La lunghezza d'onda Compton del gravitone associato è del maggiore di 13 km, la massa del gravitone è virtualmente zero perché è data da 1,2 10 alla meno 22 diviso c quadrato electron volt, la frequenza attesa dell'evento da 2 a 400 oggetti simili per anno per gigaparsec, che vuol dire 1 miliardo di parsec cubico. Quindi un grande volume dell'universo, e questo sarà un punto delicato della faccenda. Allora, questo ha mostrato in maniera inequivocabile, a mio avviso, nella misura in cui questo esperimento, diciamo, è provato, l'esistenza di buchi neri con massa maggiore di 20-30 masse solari, la prova che buchi neri binari possono esistere e possono trasformarsi in qualcos'altro in una scala di tempo più piccola della scala di Hubble, che i buchi neri possono essere prodotti da stelle singole sotto opportune condizioni o da stelle multiple per interazioni dinamiche in ambienti di alta densità. Su questo forse ritorno. I migliori candidati, escludiamo qui li ho elencati tutti, ma sono nane bianche ma troppo deboli per fare alcunché e attualmente ben al di là o al di sotto dei limiti della nostra, diciamo, sperimentare. Stelle neutroni e buchi neri in sistemi binari, oppure stelle massicce o supermassicce con nucleo rotante in fase di collasso alla fine della loro esistenza. Allora, chi ha prodotto questi due signori, o buco nero o stelle neutroni? Sono le stelle di massa elevata, da 10 in su. Detta in parole povere, tutta la storia di una stella è una lotta continua tra la gravità che vuole compattare e l'equazione di stato del gas che si oppone e sviluppa delle forze di pressione in grado di contrastare la gravità. Finché questo bilancio è perfetto, la stella vive, sta tranquilla e fa i fatti suoi. Quando questo bilancio viene rotto o in un senso o nell'altro, maggiore o minore di, no? Vuol dire che se prevale la forza di pressione, la stella esploderà. Se prevale la forza di gravità, la stella implode. Questo è il risultato. Detto questo, le stelle massicce, questa è la struttura tipica un attimo prima di esplodere come supernove e di trasformarsi in una stella di neutroni. Voglio richiamare l'attenzione sulla palla centrale, il nucleo di ferro, che è il grado massimo di sintesi degli elementi che un oggetto può raggiungere, un'evoluzione può portare. Questo signore ha una massa intorno a 1,5 masse solari, però è soggetto a due instabilità. Da una parte può avvenire il cosiddetto decadimento beta inverso, cioè la cattura degli elettroni da parte dei nuclei e l'arricchimento dei neutroni dentro i nuclei e la fuoriuscita dei neutroni dai nuclei. Quindi la trasformazione da atomi elettroni, da nuclei elettroni, a neutroni liberi, la neutronizzazione della materia, la nascita della futura stella di neutroni. E la fotodissociazione del ferro. Il ferro viene rotto prima in particelle alfa e poi le particelle alfa a loro volta vengono rotte in protoni e neutroni. Quindi entrambe le sorgenti diminuiscono le pressioni relative dei due fluidi, la pressione degli elettroni e la pressione dovuta alla radiazione. Sottraendo pressione, il collasso è inevitabile. A questo momento, una volta che la materia sotto la gravità collassa, l'equazione di stato che si instaura deciderà se sarà la figlia una stella di neutroni oppure un buco nero. Se la materia è in grado di, qui vi salto il risparmio e vado subito all'esito della faccenda, se è in grado di sviluppare una nuova equazione di stato, neutroni liberi che si oppongono alla gravità, allora avremo la stella di neutroni. E questo ragionevolmente può avvenire per stelle con massa iniziale tra le 10 e le 30 masse solari. Queste daranno luogo a stelle di neutroni. Le stelle con massa iniziale maggiore, questo non riescono più a farlo e finiscono in buchi neri.
Adesso la situazione è molto complicata, viene riassunta in tre grafici, non chiedo diciamo, di esaminare tutti i dettagli. Se il contenuto di metalli nel plasma che forma la stella è zero, quelle cosiddette stelle primordiali, allora noi abbiamo la possibilità di costruire stelle di buchi neri di massa elevata. Questo grafico mostra in ascisse la massa iniziale in ordinata alla massa del remnant. Vedo qui le stelle di neutroni, vedo le nane bianche e vedo la comparsa di oggetti tipo buco nero dalla parte destra del diagramma di massa elevata fino a 100, 200, 300 masse solari, buchi neri. Se invece la metallicità è come quella del Sole, questa cosa viene distrutta, nel senso che i neutroni vengono prodotti, i neutroni si producono sempre, ma facciamo molta fatica ad avere buchi neri con massa maggiore di 10 masse solari. Quindi la verità starà in mezzo, c'è la zoologia è la più variegata e questo diagramma mostra la massa iniziale contro la metallicità e il risultato della faccenda. Allora vediamo che c'è un'ampia casistica, o stelle di neutroni o buco nero, però il binomio è sempre questo. Allora, non possiamo chiaramente escludere che buchi neri con masse della decina di masse solari non siano prodotti sotto opportune circostanze e l'esperimento mostra che questo è stato possibile. Vabbè, queste sono due giusto per allentare un po' la tensione delle immagini così artistiche dei buchi neri. Ricordo che c'è una relazione fondamentale tra il raggio del buco nero e la massa del buco nero. Il raggio del buco nero è quello che si avrebbe per ottenere che la velocità di fuga dall'oggetto in questione sia pari alla velocità della luce ed è data da quella formula scritta in alto. Il raggio di Schwarzschild uguale a 2G C quadrato diviso C quadrato per M. Il coefficiente è una costante della fisica, quindi esiste una diretta proporzionalità tra il raggio del buco nero e la sua massa. E diciamo oggetti come il Sole, o se io prendessi il Sole e lo comprimessi a buco nero, questo sarebbe del diametro di 3 km. Immaginate dal Lido a Piazzale Roma ci sta la massa del Sole. Questo per darvi un'idea. Perché le onde gravitazionali sono fondamentali? Perché sono scarsamente interagenti, hanno una capacità di interazione con la materia che è la più piccola che noi conosciamo. Primi nella scala sono i fotoni, poi vengono i neutrini e poi le onde gravitazionali. Con i fotoni, con la radiazione, noi siamo andati indietro nel tempo fino a circa 100.000 anni dopo il Big Bang. Con i neutrini difficilissimi da gestire perché non interagiscono quasi con niente, riusciremmo ad andare fino a circa un secondo dopo il Big Bang. Con le onde gravitazionali, il professor Green l'ha già detto, con le onde gravitazionali noi andremo a mettere il naso subito dopo il Big Bang, alla cosiddetta era di Planck. E quindi la possibilità di sondare la struttura dell'universo con una sonda che finora ci era stata preclusa. Fino ad ora non sono mai state rivelate, non perché siano rare, ma perché interagiscono molto debolmente. E vabbè, già detto, le onde gravitazionali sono una conferma della relatività e nel passato l'unica informazione che veniva a disposizione era quella da una stella binaria su cui pulsar, su cui non entro assolutamente. Allora, che cos'è essenzialmente un'onda gravitazionale? Questa si fonda sulla teoria della relatività. La teoria della relatività che, riassunta in due frasi che ormai sono diventate celebri, la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi e lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi. Questo elegante discorso è scritto in questa relazione ancora più elegante, compatta, una delle più belle equazioni che l'uomo abbia mai generato, partorito. A sinistra abbiamo tutte le informazioni contenute nello spazio-tempo, a destra tutte le informazioni contenute circa la materia in esso presente. Qual è l'incognita di queste equazioni? L'incognita di queste equazioni sta nel cosiddetto tensore della metrica, cioè un oggetto matematico che mi dice come sarà fatto o come è fatto lo spazio-tempo che soddisfa o che obbedisce a quella distribuzione di materia. La soluzione di queste equazioni è tutt'altro che facile, questo va detto,
Il tensore metrico da un punto di vista formale ha questa struttura, diciamo non aggiungo niente di... è una specie di teorema di Pitagora generalizzato, diciamolo in parole povere, la metrica. E per mettere in evidenza l'esistenza delle onde cominciamo dal caso più semplice, che vuol dire andare a studiare il comportamento dello spazio-tempo lontano dalle sorgenti che lo deformano, quindi il propagarsi di una perturbazione. E questo viene fatto in questo modo. Perturbiamo in maniera opportuna la metrica di Minkowski per uno spazio-tempo piatto. Questa perturbazione deve obbedire a un certo numero di condizioni su cui non ho tempo di entrare, e alla fine si vede che questa perturbazione obbedisce a questo oggetto qua sotto, che è un'equazione delle onde. In questo senso noi diciamo esistono le onde gravitazionali che si propagano nello spazio-tempo con la velocità pari alla velocità della luce. Questa è la forma matematica della soluzione, e questa non ha importanza entrare. Se noi le onde gravitazionali possono essere pensate muoversi in una certa direzione, per esempio lungo l'asse Z per nostra convenienza, le onde gravitazionali sono sempre onde trasversali e le distorsioni prodotte da queste sono sempre ortogonali alla direzione di propagazione. Esistono due stati possibili di polarizzazione che sono rappresentati in questa cosa che prima è stato già detto: stirano e schiacciano, schiacciano e stirano. Un oggetto investito da un'onda gravitazionale subisce questa deformazione. Va detto anche che rivelare un'onda gravitazionale localmente non è possibile. Per metterla in evidenza abbiamo bisogno di griglie di punti, griglie di masse, oggetti estesi. È la ragione della cosa. Vabbè, detto questo, il concetto si basa sull'idea che la distanza propria tra due punti nello spazio-tempo viene alterata dall'esistenza delle onde gravitazionali. E per tipiche fluttuazioni delle onde legate alle onde gravitazionali prodotte da oggetti astronomici, distanti e misurabili sulla Terra, il delta L su L, la variazione relativa, è dell'ordine di 10 alla meno 21. E questa è la ragione per cui è così difficile fare il mestiere. Chi produce le onde gravitazionali? Le onde gravitazionali nel linguaggio tecnico si dice sono onde di quadrupolo. Cosa vuol dire? Detto in 3 parole. Che per generarle noi abbiamo bisogno di distribuzioni di massa asimmetriche, di qualcosa che si muova come un frullatore, oppure di qualcosa che sia asimmetrico nella sua distribuzione di massa che ruoti su se stesso, oppure qualche cosa che sia asimmetrico nella sua distribuzione di massa e che cada dentro se stesso. Questo può generare delle onde gravitazionali. Ogni altra distribuzione non lo può fare. Come si lega e si ricava questo signore? Entriamo subito nel vivo della questione, saltando un po' di cose intermedie. Va bene, siamo riusciti ad esprimere con un certo formalismo queste idee in testa il valore medio della perturbazione in funzione di che cosa? In funzione, per esempio, del punto R, della distanza R dalla sorgente, del raggio di Schwarzschild della sorgente, della velocità, del moto, della massa, per esempio, orbitante attorno a un comune baricentro al quadrato diviso la velocità della luce. Questo ci dice subito, sì, avrò bisogno di qualche altro minuto, che ci dice subito che la situazione migliore per produrre onde gravitazionali intense è quando la distanza che separa i due oggetti che si muovono uno attorno all'altro, per esempio, è confrontabile col loro raggio di Schwarzschild, perché questo oggetto qui, chiamato epsilon, tenderà a 1, ed è il massimo, diciamo. Allora, facendo un po' di algebra nella faccenda, questo valore medio della perturbazione è esprimibile in questa maniera. Introducendo la massa normalizzata sulla massa del Sole, la distanza normalizzata in una distanza astronomica significativa che di solito è il kiloparsec, e con questo epsilon. Allora si vede che questo numero è dell'ordine di 10 alla meno 17, però una volta che io lo moltiplico per un valore tipico di R su RS, facilmente può scendere giù a valori. Quanta energia viene emessa? Beh, la potenza emessa, anche questa la si ricava tranquillamente, e l'ordine di grandezza della potenza emessa è espresso da questa formula qui.
L uguale, potenza, quindi nel linguaggio astronomico luminosità, energia su tempo, una base di, diciamo, di scala, moltiplicato il raggio di Schwarzschild al quadrato diviso la dimensione, in questo caso R grande, qui è la distanza al quadrato, per la velocità degli oggetti che orbitano, diviso la velocità della luce alla sesta potenza. Morale della favola, questo L0 è dell'ordine di 10 alla 59 Hz al secondo. Questo epsilon, quando va benone, diventa non la distanza, è l'oggetto, la dimensione dell'oggetto che emette, rispetto al suo raggio di Schwarzschild, e si vede che insomma, il caso più favorevole è questo qui. Questo epsilon misura l'efficienza. La quantità di energia emessa, per esempio, in un periodo di orbitale è dell'ordine di epsilon volte mc quadrato, m è la massa, diciamo, coinvolta. Caso tipico sono un oggetto binario che ruoti nel Virgo cluster, e si arriva facilmente alla distanza del Virgo cluster all'ordine di 10 alla meno 21. Ovviamente ogni altra sconfigurazione avrà le sue particolari espressioni che qui non ricordo, per il valore medio della perturbazione, per la luminosità, per la quantità di energia che viene prodotta, ma la morale della favola sarà sempre essenzialmente la stessa. Allora, sorgenti possono essere periodiche, come per esempio sistemi binari di stereo-neutroni, oppure impulsive, come binarie che coalescono, tipo black holes, stereo-neutroni e così via. Supernove di tipo secondo, buchi neri. Oppure stocastiche, cioè essenzialmente le onde gravitazionali dovute alle perturbazioni primordiali che sono collassate e che riempiono l'intero universo. L'ordine di grandezza delle quantità emesse. Allora, per categoria di oggetti si mette in funzione nell'asse o delle ascisse la frequenza deducibile, perché l'onda gravitazionale porta l'impronta del frullatore che l'ha generata, quindi del moto orbitale laggiù, quindi è funzione della frequenza che uno deriva, e l'intensità adimensionale della perturbazione. Allora vediamo che insomma, c'è un ampio panorama possibile, diviso in due gruppi. Tutto ciò che è misurabile tecnicamente per ora dallo spazio, dalla Terra, e sono per frequenze abbastanza elevate. Nel caso in questione al massimo era circa 350 GHz, scusate. Oppure dallo spazio, che sarà il futuro, non ci siamo ancora andati. LIGO che cosa ha fatto? LIGO è arrivato in sensibilità in questa parte del diagramma, quindi ha visto, come è già stato detto, essenzialmente i due bei candidati migliori sono i due buchi neri in orbita relativa, perché aveva 10 alla meno 21, siamo qui, la frequenza era intorno a 350, quindi siamo là dentro. Questa categoria di oggetti, che sono le stelle supermassive, le binarie, eccetera, eccetera, sono ancora da raggiungere. E con questo ho anche finito. Fino ad ora abbiamo usato teoria lineare, in maniera tale da essere in grado di fornire delle formule, delle cose utili, però in realtà non è così. LIGO ha visto una cosa molto più complicata di come ve l'ho raccontata io. Quindi è necessario simulare l'emissione delle onde gravitazionali, non diciamo semplificando le equazioni di Einstein, ma trattandole alla bruta. E questo è possibile solamente con grandi simulazioni numeriche. Questo è stato fatto, esiste tutta una letteratura molto bella sull'argomento, e noi sappiamo, abbiamo un confronto, un template per ogni possibile evento ragionevole. E allora possono essere fusioni di due buchi neri, di due stereo-neutroni, di una stereo-neutrone e un buco nero, di un buco nero più un altro buco nero, fusioni o meccanismi, diciamo, di orbitanti uno attorno all'altro. Questi scenari sembrano essere improbabili, ma non sono impossibili. La frequenza è una questione molto, diciamo, di accadimento è molto importante. La probabilità di formare un sistema binario o dell'uno o dell'altro tipo in una certa regione dello spazio è molto piccola, ma l'universo è molto grande, quindi basta campionare tanto e qualcuno lo si trova. Il rovescio della medaglia è che più si campiona e più debole diventa il segnale, perché andiamo chissà dove. Insomma. Quello che LIGO ha visto probabilmente è questo, il frullatore centrale dei due buchi neri che vanno a mergere e che producono
questi treni di onde gravitazionali che si propagano nello spazio e che noi abbiamo ricevuto dopo 1 miliardo di anni e dopo un fattore di diluizione, perché si sono, diciamo, diluite nello spazio molto molto elevato rispetto alla quantità emessa nella sorgente. Vabbè, qui ci sono alcuni riferimenti per chi è interessato e ho anche finito. Grazie, scusate per aver preso qualche minuto in più. Bene, abbiamo fatto una full immersion in questo fenomeno vincente e grazie a Cesare Chiosi che ci ha dato, diciamo, assieme a una valanga di formule, forse troppo complesse per molti di noi, anche una linea logica però stringente. Abbiamo imparato delle cose fondamentali. Abbiamo imparato che fortunatamente questa cosa è successa non solo molti anni fa, ma molto distante da noi. Abbiamo capito che è uno dei fenomeni della natura più energetici che esistano. Abbiamo imparato che siamo bravissimi, possiamo dircelo una volta, come specie umana. Siamo bravissimi a misurare perché abbiamo misurato. Se voi fate il conto, 10 alla meno 21, allora gli scienziati, non solo gli astrofisici, ma tutti gli scienziati, i biologi vanno sui fisici a particelle su distanze assolutamente piccolissime, eccetera. Non pensiate che noi ce le vediamo, cioè, no. È come diciamo, i frati quando parlano dell'anima, sanno di cosa parlano, però non riescono a vedersela, neanche noi. Però 10 almeno 21, se voi ci pensate, è la differenza di un atomo. Io non ho le dita abbastanza piccole per farvi vedere qual è lo spessore di un atomo. È lo spessore di un atomo sulla distanza Terra-Sole. Quindi, cioè, se noi abbiamo una stecca lunga quanto la distanza fra Terra e Sole e una lunga distanza più un atomo che sono 10 a meno 13, quanti sono centimetri, metri, piccolino. Quindi l'interferometria è veramente una creazione assoluta come metodologia di misura dell'ingegno umano. Abbiamo anche capito la cosa che mi ha più... Scusate, non è che voglio fare i sottotitoli a Cesare Chiosi, ma dico quello che mi ha colpito, che del black hole, come di un altro animale, non si butta via niente, perché abbiamo capito non solo dove è successo, quando è successo e quanto energetico era, ma anche che tipo di oggetto era, cosa poteva essere, cosa non poteva essere. Questo qui ci ha dato uno spaccato molto interessante, secondo me, di come funziona la scienza, a partire dal numero minore di ipotesi. Faccio solo, e questo sì, una piccola precisazione, perché l'astronomia è la scienza più antica. Probabilmente, io dico sempre che probabilmente il primo astronomo è stato il primo uomo che da 4 zampe, ammesso che sia successo questo, è passato alla posizione eretta e si è chiesto cos'erano quelle lucette che vedeva quando il sole andava via, la luce grande. E quindi abbiamo delle piccole paranoie. Noi chiamiamo metalli tutto quello che non è idrogeno. Ecco, quindi quando parliamo di metallicità intendiamo tutti gli elementi, a parte l'idrogeno, fino al ferro. Dall'elio in su, quindi elio, litio, berillio, bla bla. E il ferro è un po' bastardo, perché mentre le altre relazioni di tipo nucleare spingono fuori quella stella, mentre la gravità la fa collassare, quindi 2 mani che spingono verso il dentro e 2 mani che spingono verso il fuori, il ferro anche lui tira verso il dentro. Questo è il motivo per cui scoppiano spesso, ma non sempre, le stelle. Adesso passo la parola a Fernando De Felice, che ci spiega che cos'è in realtà un'onda gravitazionale dal punto di vista della relatività, credo. Quindi se prima fumava un po' il cervello, con questo ci fumerà il triplo.
Buonasera a tutti. Io vi parlerò della gravitazione, che è il fenomeno fondamentale a cui si lega il concetto di onda. Si parla di onda gravitazionale. È un fenomeno puramente gravitazionale e quindi ritengo che possa essere interessante per tutti voi una riflessione sopra la gravitazione in sé come fenomeno fisico. Beh, innanzitutto la prima osservazione è che guardandoci attorno ci accorgiamo che qualunque corpo, qualunque sistema fisico, che sia un campo di radiazione, che sia un campo di materia, gode di un binomio, è proprietario di un binomio che è inscindibile, energia e gravitazione. Tutto ciò che ha energia genera gravitazione, tutto ciò che ha energia risente dell'azione di un campo gravitazionale e quindi possiamo dire che esiste una correlazione importante fra energia e gravitazione. Un ente fisico possiede entrambe queste proprietà, energia e gravitazione. Non esistono corpi reali senza energia, ma non esistono corpi reali che non producano gravitazione o che non risentano della gravitazione. Quindi questi due concetti vanno insieme. E si deve ad Einstein l'avere capito che esiste una stretta correlazione fra questi due elementi, questi due concetti. Energia e gravitazione sono due caratteristiche fondamentali di un corpo fisico in generale e metterli insieme ha significato definire che la gravitazione, tutto ciò che essa comporta, questo adesso lo spieghiamo, è legato all'energia del corpo. Allora, l'energia del corpo, tutto ciò che descrive le proprietà fisiche del corpo sono contenute in questa T grande che è un tensore detto energia-momento. Tutto ciò che è legato alla gravitazione e alle sue manifestazioni è dato da questo G. Gravitazione è legato all'energia e viceversa, l'energia è legata alla gravitazione. Questo K è la costante gravitazionale di Einstein che mi dice, adesso vediamo, quale frazione della energia del corpo viene utilizzata per produrre gravitazione. Ecco, io mi permetto di offrirvi qualche disegnino un po' elementare, però la situazione è sostanzialmente questa. Se voi avete un corpo che non ha energia, allora questo corpo non produce gravitazione, abbiamo assenza di gravitazione. Se invece il corpo ha energia, non appena si accende un po' di energia di questo corpo, allora si accende anche un campo gravitazionale, cioè il corpo ha gravitazione. Voglio richiamare l'attenzione diciamo, per coloro che forse hanno maggiore dimestichezza con questo concetto, è che questa prima immagine no, in cui assenza di energia è indicata come T uguale 0 e che non produrrebbe gravitazione, questa non è proprio esattamente corretta, perché esistono configurazioni in cui l'energia è diversa da 0, ma il tensore energia-momento T è uguale a 0 e quindi queste configurazioni, poiché hanno energia, generano gravitazione. Questa configurazione che ha energia senza avere il tensore energia-momento è proprio l'energia gravitazionale. E appunto a questo concetto ci agganceremo un po' più avanti. Bene, allora noi abbiamo che il secondo passaggio fondamentale è come descrivere la gravitazione e i suoi effetti. Questo è il cruccio, il problema fondamentale nella mente di Einstein.
che lo ha condotto a formulare la teoria. E cioè, cosa permette a un corpo con una data quantità di energia di riconoscere l'esistenza di un altro corpo distinto, separato, anch'esso con della forma di energia. Come fanno a riconoscersi tra di loro? Se voi prendete una carica elettrica, io so una carica elettrica può essere individuata da un corpo di prova per sapere se esiste una forza elettrica in un campo, lo stesso per un campo magnetico, per gli altri campi di interazione. C'è sempre qualche elemento di scambio tra due sorgenti che permettono ad una sorgente di riconoscere l'esistenza dell'altra. Nel caso della geometria, nel caso della gravitazione, diciamo un corpo che abbia energia si accorge che esiste accanto a lui un altro corpo con energia anch'esso. Qual è il trade union? Qual è, diciamo, l'elemento di scambio tra questi due corpi? La cosa che bisogna notare, scusate, questo è un argomento che attira molto l'attenzione, che diciamo la percezione da parte di un corpo dell'esistenza di un corpo vicino è indipendente dalla forma dell'energia che questi corpi hanno. Questo è fondamentale, questo è sperimentalmente verificabile. D'accordo? E allora la domanda, la risposta che viene naturale a questo quesito, che cosa unisce questi due corpi, è la geometria. La geometria è un algoritmo matematico, è un linguaggio matematico che permette di descrivere le relazioni, le correlazioni fra i corpi. D'accordo? Quindi se due corpi hanno una certa correlazione, questa correlazione fra i due corpi, l'esempio più banale, se i due corpi si scambiano un segnale luminoso, uno vede l'altro e viceversa, d'accordo? Questa è una correlazione fra i due corpi. Adesso se il fotone parte da un corpo e arriva ad un altro lungo una traiettoria rettilinea, vabbè, io mi accorgo che il corpo si trova qua, io trovo qui, il fotone fa questo viaggio e quindi io dico ma la geometria è pressoché euclidea perché la traiettoria è rettilinea. Ma se la traiettoria non è rettilinea per qualche motivo, allora il fotone cosa fa? Fa un giro, così. Quando arriva a me io vedo il fotone, l'oggetto luminoso lo vedo in quella direzione, mentre l'oggetto luminoso si trova qui. E perché io vedo questo? Perché il fotone che mi porta l'informazione sull'esistenza del primo corpo si muove sopra una traiettoria diversa, una traiettoria non semplice come quella euclidea, cioè non una linea retta. Ecco, allora questo è un esempio di correlazione fra i corpi. Quando la geometria, quando il tensore energia-momento, cioè l'energia del corpo, risulta essere zero, cioè il corpo non ha una energia, non proprio zero, ha un'energia non significativa dal punto di vista della generazione del campo gravitazionale, allora la geometria di base, cioè questo insieme di correlazioni, non viene modificata, rimane, si dice che è piatta perché, vabbè, insomma, è un termine matematico importante ed è caratterizzato da questo piano. Queste manine che vagano rappresenterebbero, diciamo, la possibilità da parte del corpo di agganciarsi alla geometria, come se fosse un tappeto. No? Questo è quello che succede se il corpo ha energia. Se il corpo ha energia, il tensore energia-momento è diverso da zero, allora a questo punto possiamo dire automaticamente, anche se è un termine così brutto, non mi piace scientificamente, perché in realtà noi non sappiamo perché succede, va bene? Questo è. Però succede che cosa? Che queste manine si attaccano alla geometria di base. Cioè vi è una stretta correlazione tra il corpo con una certa energia e la geometria in cui questo corpo vive. D'accordo? Ecco, in questa maniera noi possiamo dire che l'effetto, ecco, scusate un secondo, questa immagine a destra rispetto a me, dove c'è il corpo con energia che è agganciato a questa geometria di base, questo agganciare, questa correlazione si traduce in una perturbazione della geometria, d'accordo? Che da un punto di vista tecnico viene detta la generazione di curvatura.
no? Ecco, diciamo, il fatto che il fotone, se invece di andare in linea retta, andasse su una linea curva, questo andare su una linea curva significa che la geometria che permette questa traiettoria è una geometria curva, è una geometria dotata di curvatura, d'accordo? E quindi diciamo, la curvatura è questa particolare deformazione, questa particolare perturbazione della geometria che si sente ovunque, perché la geometria di base è la stessa per tutti i corpi, d'accordo? E quindi la geometria della curvatura prodotta da un corpo a destra si risente a qualunque distanza su qualunque altro corpo che si trovi immerso in questo campo geometrico, d'accordo? E questo e quindi diciamo la curvatura, l'energia produce curvatura e questa si risente su ogni altra forma di energia. Ecco il meccanismo di informazione reciproca. Un corpo genera curvatura, la curvatura agisce sopra qualunque altro corpo vicino e quindi i due corpi si scoprono, uno scopre l'esistenza dell'altro. D'accordo? La geometria di base è il mezzo con cui l'energia comunica con altra energia. Ecco, abbiamo stabilito che esiste un trade union, esiste un criterio di correlazione fra i corpi. La domanda è questa: perché i corpi si attraggono? Cioè, che cosa? Noi sappiamo che la gravitazione è attrattiva, è un'esperienza comune che non crea nessuna difficoltà, noi accettiamo. E tutto va bene fino a quando uno non fa la domanda cattiva. Perché si attraggono i corpi? Per quale motivo? Qual è il meccanismo che convince i corpi ad andare l'uno contro l'altro invece di andare l'uno lontano dall'altro? E la curvatura geometrica, cioè quella specie di cavità della geometria esterna che è prodotta dal corpo, è commisurata alla quantità di energia che il corpo ha. Quindi più energia, cioè più densità di energia, per essere più precisi, maggiore è la densità di energia del corpo, maggiore è questa curvatura, questa concavità. D'accordo? Questo è diciamo, la quantità di curvatura che è associata alla quantità di energia è descritto sempre dalle equazioni, anzi le equazioni di Einstein sono quelle che mi descrivono esattamente questa correlazione. Questo G, che io prima ho detto genericamente, ho parlato di un tensore che descrive le proprietà della gravitazione, in realtà G, dal punto di vista formale, matematico, è un tensore che descrive le proprietà della geometria. Perché l'assunto alla base della teoria della relatività di Einstein è che la curvatura, la gravitazione è la manifestazione di una curvatura di base. D'accordo? Parlare di curvatura della geometria o parlare di gravitazione come fenomeno fisico è la stessa cosa. D'accordo? Soltanto che io posso fare dei conti con la geometria, perché ho un algoritmo matematico, e ho più difficoltà a fare dei conti con una geometria, con una gravitazione come concetto astratto di per sé. D'accordo? È un po' più difficile, infatti. La cosa interessante che occorre notare è che questo K, questo fattore diciamo, correlazione tra geometria e fisica, il T è il tensore energia-momento che contiene tutte le informazioni fisiche del corpo, è piccolissimo, è 10 alla meno 43 e quindi è una quantità che mi dice quanto debole è l'interazione gravitazionale, cioè quanto debole è la gravitazione, l'interazione gravitazionale che io esercito tenendo conto della curvatura del corpo. D'accordo? Ecco, dobbiamo rispondere o tentare di rispondere alla domanda perché i corpi si attraggono. Perché i corpi si attraggono? Beh, dobbiamo innanzitutto capire che la curvatura geometrica che è prodotta da un corpo con una data energia, quindi con un dato t diverso da 0, è in qualche maniera commisurata alla quantità stessa di energia. Cioè, è chiaro, la curvatura è una deformazione della geometria, è una proprietà della geometria, perfettamente descrivibile dal punto di vista matematico. D'accordo? Questo concetto preesisteva
assai prima di Einstein, d'accordo? Questo è un concetto matematico. E quindi è chiaro che quanto maggiore è l'energia, tanto maggiore è la curvatura. E quindi esiste una condizione di equilibrio. Ad ogni distribuzione di energia corrisponde una determinata curvatura. Questa condizione di equilibrio è data dall'equazione di Einstein. Soddisfare l'equazione di Einstein significa soddisfare il requisito che ci sia equilibrio, ci sia tra energia e curvatura geometrica. Le due cose si bilanciano. Bene, se noi abbiamo chiaro questo concetto di equilibrio, allora andiamo a considerare due corpi vicini adesso, fisicamente vicini. Allora il primo corpo genererà una curvatura che sarà commisurata alla propria quantità di energia, che sarebbe questa cosa rossa, questa linea rossa a cui il corpo è aggrappato. E così vale per l'altro corpo. Cioè i due corpi separatamente, se noi li pensiamo a grande distanza, ciascuno dei due corpi ha una geometria, una curvatura geometrica che è compatibile con la propria quantità di energia, d'accordo? È la sua curvatura geometrica, descritta dall'equazione di Einstein. Ma se sono vicini, le curvature geometriche dei due corpi interagiscono fra di loro, si sommano in una certa maniera, non è proprio una somma così semplice, ma l'effetto sarà questa linea viola che si trova sotto, in cui in ogni punto vi è il contributo da parte dell'energia del corpo e il contributo da parte dell'energia dell'altro corpo alla distanza. Quindi il risultato finale è che il sistema dei due corpi ha una energia, risulta avere una geometria, risulta diciamo, confrontarsi con una geometria di base che non è più compatibile con il contenuto energetico dei due corpi. Ogni corpo vede, a destra e a sinistra di questa figura, vede una quantità di geometria, di curvatura, che è maggiore di quella che il corpo giustificherebbe, tollererebbe. Entrambi i corpi hanno questa stessa esperienza. E quindi cosa fanno? Vanno alla ricerca dell'equilibrio, vanno alla ricerca del soddisfacimento dell'equazione di Einstein, che significa vado alla ricerca dove c'è maggiore curvatura geometrica, e questa mancanza di equilibrio nasce dal fatto che c'è più curvatura di quanta energia sia necessaria, e quindi il corpo tende a riempire questo vuoto, è chiaro? E si scontrano l'uno contro l'altro. Ecco, l'attrazione nasce da questa semplice ricerca dell'equilibrio dei due corpi. Equilibrio che non troveranno mai, perché più si avvicinano, maggiore è diciamo, la curvatura risultante, somma delle due curvature private, e quindi il gap di energia, il gap di curvatura, cioè l'eccesso di curvatura sarà sempre maggiore, e quindi i corpi si attirano, non potranno mai essere bilanciati da nulla. Da nulla, questo è fondamentale, perché quando c'è il collasso gravitazionale non c'è nulla che possa fermarlo. Ecco, allora, detto questo, i corpi si muovono nella direzione di maggiore curvatura alla ricerca di un nuovo equilibrio. Questo mi dice quello che fa la curvatura, quello che fa la geometria. In questa maniera io voglio illustrare in qualche modo questo concetto, cioè il corpo genera della curvatura geometrica, e questa curvatura geometrica è ovviamente ha un'entità che è compatibile con l'energia del corpo. Le equazioni di Einstein devono essere soddisfatte. Quando questo non succede, ma il campo gravitazionale che viene prodotto da questo corpo è un campo che ha energia esso stesso. Le onde gravitazionali sono un esempio. Le onde sono un campo di geometria che si propaga e che ha tanta energia, che aspetta di essere assorbita da un'antenna, che è quello che succede. D'accordo? Quindi se io ho un corpo e questo corpo genera un campo gravitazionale, diciamo, oppure nella metafora della geometria genera una curvatura geometrica. L'energia di questa curvatura geometrica da dove viene?
abbiamo a che fare soltanto con un corpo isolato, l'energia che può venire per generare questa curvatura non è altro che l'energia del corpo stesso. Quindi il corpo, qualunque esso sia, dotato di energia, paga una sorta di tributo, paga una sua frazione che è piccola perché c'è quel K che abbiamo incontrato, è una frazione di energia che viene ceduta dal corpo, viene ceduta allo spazio esterno, no? Alla geometria. Va bene? Ovunque ci sia energia, quindi anche se io ho energia immagazzinata nello spazio, nello spazio geometrico che lo avvolge, pur essendo per il solo fatto di essere energia, questo genera ulteriore curvatura. Quindi abbiamo un effetto a scala, un effetto a catena, che è una iterazione, che però tende a convergere. C'è un famoso, celebre lavoro di un russo che ha proprio calcolato gli effetti di questa cessione a scala dell'energia. L'energia genera altra energia, cioè la geometria, la curvatura produce altra curvatura e così via. E quindi vediamo che noi non possiamo, ecco, a questo punto noi non possiamo ignorare la geometria. Se io ho una distribuzione di materia in una geometria puramente euclidea, è come se non avesse energia questa distribuzione, io avrei il cubo che è quello della geometria euclidea, che conosciamo tutti. Ma se dentro ci mettiamo dei corpi che hanno un'energia, e questa energia si somma e genera un effetto cumulativo, la geometria del volume in cui questo è immerso cambia, è diversa. Io ho tracciato questa cosa puramente indicativa per indicare che tutto dipende diciamo, da quanta energia io immagazzino e quindi quanta grande è la deformazione della geometria che lo avvolge. Adesso siamo prossimi alla fine, ecco, fatemi questo in un minuto. Allora, se io ho una stella, questa stella cede parte della propria energia, una frazione piccola, alla geometria per creare curvatura, cioè campo gravitazionale. Se io ho una stella, diciamo, normale, ecco il primo caso, questa stella normale avrà una certa energia e quindi darà come tributo una certa frazione piccolina, ecco che io ho rappresentato in una bottiglietta con un po' di energia dentro. Ma se il corpo diventa un corpo denso, stella di neutroni, una stella di neutroni, diciamo, la più densa che sia una stella, cioè un oggetto diciamo, ben definibile con un raggio, con una massa, eccetera, l'energia che questo corpo cede, perché è la densità di energia quello che determina la curvatura, la densità di energia, quindi più compatto il corpo, maggiore la densità di energia in questo corpo, maggiore il tributo che questo paga. E quindi nella figura noi vediamo la curvatura un po' più grande e la bottiglia un pochettino più piena. Va bene? L'ultimo capo, la bottiglia, scusate, rappresenta l'energia del corpo, no? Quindi si sta svuotando perché questa energia viene ceduta alla geometria. Ecco, nel caso estremo di un buco nero, tutta l'energia del corpo è diventata parte dell'energia. Il fenomeno buco nero è un fenomeno puramente gravitazionale perché c'è solo quello, cioè tutta l'energia è nella geometria di curvatura geometrica, e cioè nella gravitazione che essa descrive. È chiaro questo? Bene, allora, se questo è questo possiamo dire l'antefatto, da questo momento in poi, noi possiamo fare soltanto un rapidissimo cenno alla geometria, all'effetto di un campo gravitazionale. Se voi avete un corpo, per esempio la Terra, è un corpo più piccolo che viene attirato dal primo, inizialmente sferico questo corpo segue la direzione di simmetria, se è sferico segue la direzione radiale. Allora nel fare questo il corpo è schiacciato, vedete, schiacciato nella direzione del moto, di più di quando non lo sia, ovviamente, anzi no, nella direzione del moto è come dire,
diciamo, è deformato, nel senso che viene allungato, e nei lati trasversi viene schiacciato. No? Quindi le due lunghezze, vedete, le due lunghezze, i due raggi, inizialmente erano uguali, a un certo momento sono diversi. Questo è quello che succede nell'antenna gravitazionale descritta precedentemente. Dei due rami un'onda gravitazionale viene, un ramo è allungato, l'altro è accorciato, ovviamente di quantità piccolissime, ma comunque il meccanismo è questo. No? L'effetto della gravitazione è quello di variare in maniera selettiva queste due direzioni ortogonali tra di loro, producendo, per esempio, in questo caso, questa immagine allungata, che si dice è generata da una attivazione del momento di quadrupolo del corpo. Bene, diciamo, possiamo concludere con queste domande. Ci sono dei fenomeni, ci sono dei problemi irrisolti nell'ambito della relatività della fisica, le singolarità di curvatura, non ho avuto modo ovviamente di parlare, l'energia gravitazionale, cioè l'energia che io metto dentro nel corpo, i fenomeni repulsivi della gravitazione, la gravitazione non è sempre attrattiva, ma può diventare repulsiva, il trascinamento gravitazionale, cioè il campo gravitazionale agisce come un mezzo viscoso, no? Quindi se il corpo ruota, il campo gravitazionale trascina quello che c'è attorno, la materia oscura di cui parlano tutti, l'accelerazione dell'universo di cui parlano tutti, la domanda è, possono essere questi fenomeni descritti da una sola legge? Il challenge è proprio questo, cioè che la relatività generale è in grado di rispondere a tutti questi